Venezia appunto il Commonwealth e l'area adriatica. Quindi ecco, in riferimento a questa vasta galassia di possedimenti marittimi di Venezia, così come si viene a formare dopo la Quarta Crociata, quindi dopo il 1204, da qualche anno, proprio su impulso dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che si è fatto promotore di un ciclo unitario di convegni internazionali sull'argomento, e qui vedete i prodotti di questi convegni, Balcani occidentali, Adriatico e Venezia, il Commonwealth veneziano tra il 1204 e la fine della Repubblica, comunità e società nel Commonwealth veneziano, e adesso, come dire, è in preparazione l'ultimo atto di questa tetralogia, cioè dimensioni istituzionali del Commonwealth veneziano. Ecco, su impulso, come dicevo, dell'Istituto Veneto è stata proposta questa definizione di Commonwealth. Questo termine, infatti, è sembrato più di altri efficace per definire questa struttura reticolare, dinamica, aperta, convergente su Venezia, che di fatto fu quello che le fonti chiamano invece lo Stato da mare. Ecco, difficile per certi versi parlare di impero e forse, diciamo, imprudente parlare di impero coloniale per una realtà contraddistinta da una scarsa continuità territoriale, da un'estrema varietà giurisdizionale e da una diffusa incoerenza amministrativa. Questa è una mappa appunto del Commonwealth nel XV secolo, dello Stato da mare di Venezia nel XV secolo, questa appunto in verde, vedete questa serie appunto disorganica di domini, di possedimenti, verde più chiaro, verde più scuro a seconda del periodo in cui sono stati acquisiti. Ecco, dentro questo Commonwealth c'era appunto un po' di tutto, dal quartiere dipendente direttamente dalla lontana madrepatria, quindi che ne so, i quartieri a Latana, a Trebisonda, ovviamente a Costantinopoli, negli Stati Crociati, ad Alessandria, a Tunisi, quindi in tutto il Mediterraneo, ma anche di isolotto di stretto dominio di una famiglia lagunare. C'era dentro la sovranità su distretti spesso minuscoli, quelli su cui un po' ragioneremo, questi appunto di area adriatica, e tra loro frammentati, sino alla signoria su isole di vaste dimensioni, come in particolare l'isola di Eubea, allora chiamata Negroponte, l'isola di Creta soprattutto, e più tardi, fino al 400, l'isola di Cipro. Ecco, quindi è sembrato meglio fare un riferimento per questa appunto galassia di domini al concetto di Commonwealth, adottando una formulazione che già peraltro era stata proposta sia per connotare il mondo bizantino in relazione al suo spazio di influenza culturale e liturgico, quindi diciamo ben più vasto rispetto ai limiti rigidi dell'impero, quindi inteso in sostanza come comunità culturale, ma anche è stato adottato già a partire dagli anni 90 del secolo scorso per designare i domini marittimi di Genova e quindi di una realtà per molti versi simile a quella veneziana. Geo Pistarino introduce questo termine già a partire appunto dagli anni 90 del Novecento. Ecco, essendomi quindi di recente occupato di rapporti soprattutto fra Venezia e la Dalmazia, e in particolare tra Venezia e Spalato, in un volume che qui vedete, faccio vedere solo perché è un prodotto anche questo dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arte, in coedizione con l'Accademia Austriaca delle Scienze. Ecco, quello che vorrei fare è analizzare appunto i caratteri e le strutture del Commonwealth veneziano, basandomi in particolare appunto sul governo dei domini adriatici, in pieno 400, cioè a questi domini che vedete qui in questa cartina, Istria e Dalmazia, sino circa, diciamo, a Spalato e a Curzola, Cattaro. Quindi, in riferimento a questi domini, non solo per coglierne le modalità di funzionamento, ma anche per verificare appunto l'idoneità e la pertinenza dell'utilizzo di questo concetto di Commonwealth in riferimento allo stato da mare lagunare. Un attimo, una breve contestualizzazione storica. Dopo le battute, diciamo, d'arresto di metà 300 che coincidono con la perdita della Dalmazia nel 1358, si avvia per Venezia a fine 300 e poi per gran parte del 400, soprattutto appunto in quest'area adriatica,
una nuova fase di espansione che culmina tra 1409 e 1420 con la riacquisizione delle coste dalmate. Ecco, questa espansione in qualche modo modifica e di fatto razionalizza, semplifica la geografia dei possedimenti marittimi veneziani, però non ne altera granché, diciamo, la struttura, che rimane fondamentalmente quella approntata dopo la Quarta Crociata, cioè lo Stato da Mar rimaneva, in buona sostanza, anche nel 400, questo complesso incoerente e discontinuo di domini e pertinenze esteso dall'Adriatico al Mediterraneo orientale, il cui unico momento di coesione era dato proprio dalla loro collocazione strategica lungo le rotte del Levante. E appunto questa cartina lo esemplifica bene, vedete che appunto sono tutti domini posizionati lungo le rotte commerciali di Venezia, quindi verso il Mediterraneo orientale, verso il Mar Nero, verso diciamo la Siria e l'Egitto. Ecco, sono tutti domini che si collocano lungo questi itinerari commerciali. Ogni tessera di questo mosaico era però diversa dalle altre per antichità e origini del possesso, per dimensione territoriale, per configurazione istituzionale, per funzionalità e strutture economiche. Ecco, proprio questa configurazione composita e pluralistica dei domini veneziani ha suggerito quindi l'adozione di questo termine, di Commonwealth, con riferimento quindi ad una realtà nella quale potevano legittimamente coesistere, come dicevo, il dominio pieno su ampi possedimenti territoriali, Creta, Negroponte, Cipro, la sovranità invece su piccoli distretti marittimi, quelli balcanici che qui vedete in questa mappa del XV, del XVI secolo, oppure il controllo di quartieri commerciali dislocati appunto nelle maggiori piazze mediterranee. Non solo questo concetto di Commonwealth sembrava adattarsi bene alla natura polimorfa dello Stato da Mar, ma anche sembrava del tutto idoneo per coglierne quella che è sembrata la Costituzione di fondo, basata appunto sulla negoziazione e sui caratteri intimamente e necessariamente federativi e solidaristici. Si trattava in sostanza di un sistema dove, in assenza di una qualsiasi continuità geografica e omogeneità giuridica e culturale, oltre che linguistica, gli elementi di coesione erano forniti proprio da Venezia e dai caratteri di una statualità, su cui anche molto si è ragionato in questi ultimi decenni, giocoforza, contrattuale, flessibile e partecipata. Ecco, in maniera molto pragmatica Venezia si era sempre preoccupata di esercitare la sovranità sui propri domini marittimi nel riconoscimento e nel rispetto dei poteri locali. L'obiettivo era quello di coniugare le logiche di egemonia della capitale con la domanda ovviamente di partecipazione, di autogoverno delle periferie. A questo fine la dominante aveva ovunque permesso il mantenimento ai centri soggetti delle strutture sociali e legislative esistenti, almeno ecco, dove queste non andassero in contrasto con i propri interessi e con l'esercizio delle proprie funzioni di imperium, quindi la giustizia, la difesa del territorio, la tutela dell'ordine pubblico, l'imposizione di tributi, il reclutamento militare. Questo aveva però consentito ai territori sudditi di mantenere ampi margini o adeguati, diciamo, spazi di autogoverno e quindi di conservare quote spesso significative di autonomia. Ecco, soprattutto nei territori di più recenti acquisizione, come la Dalmazia, che farà un po', come dire, da esempio, Venezia aveva vincolato questa supremazia alla redazione di patti o capitoli fondamentali nel regolamentare i processi di subordinazione e integrazione nel Commonwealth marciano. Il patto, in quanto riconoscimento di una situazione di dipendenza, era ovviamente istituto costitutivo di sovranità. Allo stesso tempo, però, in quanto prodotto di una negoziazione, e spesso era, come dire, una contrattazione molto vivace, era anche strumento indispensabile per assecondare questa natura, che è sembrata la natura più vera del dominio veneziano, cioè un sistema appunto di potere multipolare fondato sulla reciprocità e il consenso e su modelli di governo e amministrazione condivisi e partecipati. Questo appunto è tra i diversi che avrei potuto mettere, questo appunto è il privilegium spalati, cioè
il patto con cui Spalato si dedica, quindi si entra nel Commonwealth veneziano il 9 luglio del 1420. Ecco, secondo prassi consolidate, quindi in occasione appunto dell'assoggettamento o di un suo rinnovo, le città suddite, e questo vale per tutto, diciamo, i domini veneziani, sia da mar che da terra, le città suddite inviavano a Venezia una lista di richieste, per lo più dirette ad ottenere il riconoscimento delle loro prerogative amministrative, giuridiche e fiscali. Venezia ne vagliava i contenuti e la pertinenza, rispondeva punto per punto, ora approvando, ora rigettando, ora chiedendo di riformulare la richiesta. L'insieme di questi capitoli e delle risposte, infine, veniva raccolto in un documento solenne che qui vedete, chiamato patto, che rappresentava la costituzione di base del dominio veneziano. Un documento aperto che si poteva anche rinegoziare, capace di sanzionare l'ordine politico e sociale esistente, garantire diritti e prerogative delle comunità soggette, ma allo stesso tempo anche consolidare e legittimare l'egemonia veneziana e anche tutelarla dalle rivendicazioni, quindi legittimarla agli occhi delle potenze concorrenti. Non dimentichiamo che per esempio la Dalmazia, come dire, era ambita allo stesso modo anche dalla corona d'Ungheria. Sempre in occasione della dedizione, i territori soggetti solitamente chiedevano a Venezia il mantenimento del proprio sistema normativo, quindi gli statuti, la tradizione normativa consuetudinaria. Il riconoscimento del diritto proprio era un passo fondamentale in questi processi di consolidamento e normalizzazione del regime veneziano. Da un lato era la premessa appunto essenziale per assicurare alle comunità soggette la conservazione, come dicevo prima, della loro fisionomia politica e sociale, in quanto lo statuto rappresenta il fondamento dei legami identitari, rappresenta in qualche modo l'identità della comunità. Dall'altro, in quanto però atto d'imperio, era anch'esso costitutivo di sovranità, anche se appunto di una sovranità partecipata e condivisa come quella esercitata da Venezia sui propri domini. Qui, anche qui avrei potuto mettere come dire, altri statuti, ho scelto questo di Scutari del XIV secolo, questi sono i domini veneziani nel nord dell'Albania a metà 400, l'ho scelto anche come omaggio ad Oliver Smith, che poi farà appunto la sua relazione sull'Albania, perché questi statuti sono stati studiati approfonditamente da Oliver. Ecco, quindi a governare poi i propri domini, Venezia inviava dei rettori tratti dalle file del patriziato locale, nominati direttamente in Maggior Consiglio, e quindi in un dominio appunto segnato dalle distanze e dalla pluralità dei riferimenti giuridici, questi rettori rappresentavano l'anello primario di mediazione tra la dominante e i distretti periferici. Erano quindi una sorta di terminali locali del potere centrale, con compiti di connessione e coordinamento con la capitale, ma anche di riconoscimento e promozione delle specificità locali. Ai rettori erano affidati, diciamo, le principali funzioni di governo, la neutralizzazione dei conflitti, il mantenimento dell'ordine pubblico. Ecco, però anche qui era una funzione che esercitavano tenendo nel dovuto riguardo le istituzioni locali, alle quali si sovrapponevano, ma senza mai obliterarle del tutto. Le loro competenze svariavano su una pluralità di materie, quelle che vi dicevo anche prima, giustizia, fisco, ordine interno, lavori pubblici, rappresentanza politica, difesa militare. La prima preoccupazione però era la custodia dell'ordine interno e direttamente collegato alla difesa della pace civica era l'esercizio della giustizia sul territorio. Anzi, direi proprio l'amministrazione della giustizia è il tratto più qualificante di questo ufficio. E qui semplicemente sono appunto dei palazzi comunali dove si insediano questi rettori, e questo è appunto Spalato, qui sotto è il palazzo, l'antico municipio di Traù, questo invece è Capodistria. Ecco, anche per Spalato, quindi, dopo la sua annessione nel 1490, una delle questioni che immediatamente vengono affrontate nei patti di dedizione è proprio l'amministrazione della giustizia. Quindi questi ambasciatori inviati dal comune spalatino a negoziare i termini dell'acquisizione
devono in qualche modo definire le reciproche prerogative e attribuzioni, quindi quelle che sono le materie riservate alla giustizia del rettore veneziano, nel caso di Spalato è un conte, e quelle invece di competenza mista, cioè di pertinenza congiunta del conte e della comunità. Anche la contrattazione era stata serrata, ma i risultati non furono per nulla diversi da quelli già ottenuti in precedenza dalle altre città dalmate che nel frattempo erano entrate a far parte dei domini veneziani. Cioè la dominante alla dominante sarebbe spettato, quindi si era riservata in esclusiva l'amministrazione della giustizia penale, mentre al comune erano state riconosciute ampie facoltà nel disbrigo delle cause civili, seppure sempre in gestione collegiale con lo stesso rettore. Questa è l'edizione recente delle commissioni ducali ai rettori della Dalmazia. Questa appunto tra le varie commissioni, le commissioni è una sorta di compendio in cui venivano inserite tutte le disposizioni, le informazioni, le raccomandazioni impartite da Venezia ai rettori che andavano a governare le periferie. Questa è la commissione del conte invece di Sebenico, e il secondo pubblico, diciamo dopo il proemio, è proprio quello che scrivo qui sotto, cioè questo passo viene evidenziato come appunto al conte viene riservata la giustizia penale, mentre il civile ha una gestione collegiale. Venezia quindi si adopera dappertutto con decisione per mantenere nelle mani dei propri funzionari i più ampi margini possibili di azione giudiziaria, riservandosi in specie appunto l'esercizio della giustizia penale. Questo perché Venezia intuisce presto la rilevanza politica, propagandistica, legittimante della giustizia e del penale per perfezionare i propri disegni di dominio sovrano e accentrato su questi possedimenti marittimi, in un ambito in cui proprio l'atto del giudicare rimane la manifestazione più compiuta e palese del potere pubblico. Non a caso, la storiografia, parlando di questi stati territoriali del tardo Medioevo e della prima età moderna, usa spesso, li connota come stati giurisdizionali. Ecco, attraverso quindi il giudiziario Venezia otteneva di dilatare gli spazi di azione e disciplinamento del centro, di realizzare una più stretta sorveglianza sullo stato dell'ordine pubblico. Allo stesso tempo però la giustizia era un veicolo, forse il più immediato, per consolidare i rapporti con le terre soggette e quindi veicolare una diversa ideologia del consenso e dell'appartenenza, configurandosi come una riserva di dialogo per legittimare appunto dal basso, sulla base di principi di condivisione e di solidarietà, questi assetti costituzionali del dominio. Quindi la giustizia, se amministrata con giudizio, avrebbe garantito alla capitale consenso e legittimazione. E per questo Venezia aveva sempre ammonito i propri funzionari ad un esercizio prudente e assennato del giudiziario, flessibile secondo convenienza, intransigente quando necessario, e soprattutto favorito la più ampia accessibilità possibile a questi tribunali. Quindi in un contesto di ampio pluralismo giuridico e giudiziario, tutto sembra ruotare attorno a questo caposaldo, cioè la giustizia come riserva di dialogo, come spazio di contrattazione e di compromesso, e come mezzo, il più semplice e immediato, per creare consenso e per legittimare i poteri costituiti. La giustizia veniva amministrata nelle logge, queste vedete sono appunto le logge di Traù, di Capodistria e di Grisignana, la loggia che però è anche uno spazio di altissima sociabilità comunitaria, in quanto è lì che esercitano la loro professione i notai, lì che vengono stipulati i contratti commerciali, lì che ci si incontra, quindi è uno spazio comunitario di alta condivisione. Quindi, ecco, per far funzionare a dovere questo sistema, il rettore doveva operare secondo criteri di necessità e convenienza, nel rispetto della normativa locale e delle istruzioni del centro, ma sempre attento a conformare la norma
al contesto di applicazione e alle occorrenze, direi addirittura anche alle persone, agendo ora con rigore, ora con moderazione, ora in deroga alla legge e alle disposizioni ricevute. Quindi il suo compito era quello di contemperare i principi di governo con le situazioni concrete, avendo facoltà di agire in casi di particolare gravità in esenzione dai precetti stabiliti nelle stesse partizioni o nella commissione. Quindi un sistema, diciamo, nel complesso, un sistema giudiziario molto flessibile e partecipato, caratterizzato dall'ampio ricorso all'arbitrio del giudice, questo soprattutto in materia penale, ovviamente sempre un arbitrio condizionato, questo, come dire, ribadendo questa doppia anima, sempre condizionato perché doveva sempre essere rispettoso del sistema normativo locale e delle istruzioni appunto ricevute. Quindi ampio ricorso all'arbitrio, ampio ricorso alle eccezioni, ampio ricorso all'istituto dell'appello. Quindi in questo regime giudiziario, sempre molto condizionato dalla dimensione comunitaria della giustizia e quindi sempre molto attento alle implicazioni sociali e politiche dei provvedimenti presi e quindi al mantenimento degli equilibri interni, l'eccezione intesa appunto come sospensione o elusione della norma e delle procedure stabilite, si era configurata come elemento portante di questo sistema del tutto strumentale al suo funzionamento. Questi archivi di questi rettori, di questi conti appunto di area dalmata, di area adriatica, sono archivi ricchissimi, per la Dalmazia sono concentrati tutti nell'archivio di Stato di Zara, contengono per lo più gli archivi giudiziari, questi sono appunto due registri diciamo di atti civili, questo un po' più eloquente dal punto di vista calligrafico, sono gli Actorum Civilium et Extraordinariorum appunto della comunità di Spalato, del Tribunale Spalatino. Quindi l'eccezione appunto, come dicevo, in qualche modo è una dimensione fisiologica di questo ordinamento. In termini di funzionalità permetteva di coniugare la norma e le procedure con le esigenze della politica e della congiuntura, non disdegnando il compromesso e la moderazione laddove avessero garantito una maggiore efficacia di governo e quindi una crescita del consenso e sul consenso poi una crescita della legittimazione. Questo aveva comportato, specie in materia di giustizia civile, un ampio ricorso ai sistemi di composizione negoziale comunitari dei conflitti o diremmo extragiudiziari, ma e soprattutto un ampio ricorso alle pratiche miste, cioè quelle pratiche che iniziavano strategicamente in tribunale, ma che poi sfociavano in composizioni e risoluzioni al suo esterno, spesso su input del tribunale stesso. E queste che vedete, ecco, sono diciamo, queste pratiche miste più comuni. Tra queste, diciamo, aveva un posto di rilievo soprattutto le conciliazioni private e gli arbitrati. Questa appunto è una conciliazione, qui sotto vedete, spero vi fidiate, è un arbitrato. Ecco, sebbene questi distraessero il giudizio appunto dalla sua sede legittima, cioè il tribunale, rispondevano anch'essi a questo bisogno di ordine, di legalità o quantomeno di istituzionalizzazione dell'eccezione, volto a garantire appunto la funzionalità del sistema. Non a caso a Spalato, come altrove in area adriatica, Venezia aveva, come stavo dicendo, sempre assecondato e talora incoraggiato il ricorso alla composizione negoziale e alla consulenza arbitrale, quindi diciamo a questa giustizia di carattere più intimamente comunitario, apprezzandone l'efficacia quale strumento di controllo e disciplinamento della conflittualità locale e quindi anche di esercizio appunto della giustizia comunitaria, in qualche modo favorendola anche quando appunto sembrava più funzionale a raggiungere la stabilità interna. Infine vi dicevo, un'altra risorsa erano le procedure d'appello. Anche le procedure d'appello rappresentavano uno strumento di dialogo tra i diversi interlocutori, favorendo nei sudditi sentimenti di partecipazione e consenso, alimentati dalla capacità del centro appunto di intercettare e dare risposte alla conflittualità locale e di rappresentare anche qui un imprescindibile momento di pacificazione delle terre soggette.
Di fatto, questo sistema degli appelli aveva creato un'intensa dialettica tra centro e periferie, fondata su una costante esportazione e riformulazione delle eliti locali verso il centro del sistema. Erano decine, 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 come dire, gli appelli che partivano dalle periferie, gli appelli alle sentenze di primo grado che partivano dalle periferie e venivano esportati a Venezia. Quindi nelle magistrature, diciamo, veneziane, in particolare l'avogaria di comune, e qui vedete appunto la sala dell'avogaria di comune a Palazzo Ducale. L'appello poi non era soltanto uno strumento di governo, ma anche di comunicazione, di conoscenza. L'intromissione e l'eventuale appunto revisione delle sentenze di primo grado emesse dalle periferie erano per la capitale un pretesto per esercitare una sorta di sindacato di revisione sull'attività giurisdizionale dei propri rettori, e quindi anche qui un mezzo per avere il polso degli umori dei sudditi e misurarne il grado di consenso. Ecco, fin quanto qui brevemente detto, è parso, quindi appare evidente la natura appunto contrattuale, partecipata, federata di questo Stato da mar lagunare, tale da giustificare questa adozione del concetto di Commonwealth. Ovviamente, ecco, Commonwealth inteso nella sua accezione, come dire, di comunità politica ed economica, nella sua accezione più ampia. Questa definizione infatti sembra calzare perfettamente ad un dominio, come ho tentato brevemente di illustrare, dalla natura dialogica e multipolare, con ampi tassi di partecipazione e bilateralità, seppure ovviamente sempre pensato in maniera unitaria e centralizzata. Un sistema in cui, come appunto ho cercato di dimostrare, il presupposto fondamentale rimaneva la disponibilità al dialogo e alla negoziazione, dove la mediazione era essa stessa strumento di direzione e di disciplinamento, e dove la contrattazione era il modo più semplice e diretto per creare consenso e per legittimare i poteri costituiti.